Blitz nella tarda serata di ieri dei carabinieri della compagnia di Sciacca, in manette 4 spacciatori, altri 3 colpiti dalla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Sciacca e ha stroncato sul nascere una fiorente attività di spaccio di droga nel centro crispino, nello specifico un gruppo criminale composto da tunisini e da liberesi. I reati per cui devono rispondere sono a vario titolo in concorso spaccio di sostanze stupefacenti anche nei confronti di minorenni, estorsione e detenzione illegale di arma comune da sparo. Il blitz si è svolto ieri sera con l'impiego di una quarantina di carabinieri, in tutto una decina di pattuglie dell'arma, coadiuvate da 2 unità cinofile per la ricerca di sostanze stupefacenti e con il supporto di un elicottero che ha seguito e controllato gli spostamenti degli obiettivi in ogni fase dell'operazione. I militari operanti hanno accertato come il sodalizio criminale, composto per la maggior parte da extracomunitari di origine tunisina con l'appoggio di alcuni soggetti del posto, gestisce di fatto totalmente lo spaccio di sostanze stupefacenti di ogni tipo, dalla marijuana all'hashish alla cocaina, per poi rivenderla a clienti locali, talvolta anche minorenni, proprio in virtù della varietà dell'offerta di stupefacente. Il nome dato all'operazione è stato quello di Bazar. La sostanza veniva acquistata nella piazza di Palermo per poi essere trasportata appositamente celata in vani creati ad hoc dalle auto nella disponibilità dei complici o mediante corrieri che si muovevano su autobus di linea. L'attività di smercio avveniva dapprima con un contatto telefonico da parte dei vari acquirenti che richiedevano il tipo e la quantità di sostanza stupefacente al pusher di riferimento. Lo stesso dava poi indicazioni sul luogo e l'orario dove avveniva lo scambio. I pusher e i clienti si incontravano quindi in corrispondenza di qualche bar del centro storico per poi effettuare il vero e proprio scambio in qualche vicolo secondario al sicuro da occhi indiscreti. Il gruppo criminale era in grado anche di soddisfare molteplici richieste di quantitativi di sostanza stupefacente anche considerevole, riuscendo in un caso addirittura a risarcire un cliente non contento della qualità della sostanza acquistata, sostituendola con un'altra di diverso tipo. Il vertice del gruppo era costituito da 2 soggetti, entrambi di origine tunisina, che si occupavano di organizzare i viaggi verso Palermo per rifornirsi della sostanza in base alla necessità dei clienti, incaricando di volta in volta i pusher di recuperare la droga e portarla a Ribera. Gli inquirenti stimano che il gruppo avesse un ricavato netto settimanale conseguente alle varie cessioni di sostanze stupefacenti di circa 5-6 mila euro. Complessivamente, durante le varie fasi dell'indagine, i militari operanti hanno arrestato in flagranza di reato altri 4 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciandone 5 a piede libero per lo stesso reato e segnalando ben 19 giovani clienti alla prefettura di Agrigento quali assuntori di droga. Nei vari interventi effettuati, infine, sono stati eseguiti vari sequestri di droga per un totale di 750 grammi di hashish, 120 di cocaina, nonché la somma di 1.500 euro quale provento dell'attività di spaccio.